Morto a 11 mesi all'asilo nido di Porcellengo, 3 maestre indagate per omicidio colposo. Giovedì l'autopsia, i genitori del piccolo dicono non puntiamo il dito contro nessuno ma vogliamo la verità. Alessandro era sano. Esame autoptico sul corpo della 77enne di Masera uccisa dal marito disperato per la sua malattia. Conferma la donna raggiunta da una sola coltellata al torace che le ha provocato una emorragia interna. Ore contate per l'automobilista che ieri sera ha travolto un 57enne in bici a Sernaglia della Battaglia, lasciando le anime sulla strada. Le indagini serrate dei carabinieri verso l'identificazione. Mercoledì pomeriggio a Silea, i funerali del 22enne morto dopo 5 giorni di agonia. Si era scontrato con la sua moto contro 2 auto sulla Treviso Mare. Infortunata e sanzionata sorpresa amara per una operaia Electrolux che dopo l'incidente sul lavoro si è vista decurtare lo stipendio. Sciopero e corteo a Susegana. A Treviso in vigore l'ordinanza anti-smog. Intanto un'indagine del Sole 24 Ore rivela che la Marca è la 9ª provincia in Italia per livelli di inquinamento. Prezzi scontati o bloccati per 3 mesi nei supermercati che hanno aderito all'iniziativa del governo. Prime giornate tra la confusione dei clienti che chiedono sconti su tutti i prodotti e non solo su quelli etichettati. Commozione ieri allo stadio Friuli di Udine, prima della sfida Udinese-Genoa, la commemorazione delle vittime del Vajont e il ricordo dei 7 giocatori del Longarone che persero la vita nell'immane tragedia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli. Subito però lanciamo, o meglio rilanciamo il sondaggio di oggi che vedrà il suo esito come sempre a Ring. Lo avete già visto nelle altre edizioni dei nostri telegiornali e se ne occupa anche uno dei nostri servizi. Parliamo della spesa col bollino anti-inflazione. E allora nel sondaggio vi chiediamo, avete risparmiato in questi primi giorni, se avete provato insomma ad andare a fare la spesa nei supermercati che aderiscono all'iniziativa ovviamente. Se avete risparmiato potete digitare il numero 0422 162 6691, se per voi invece la risposta è no, 0422 162 6690, chiamata come sempre gratuita. Faremo vedere come sempre, lo vediamo ecco in fascia durante il telegiornale il nostro sondaggio. Continuate a chiamare anche dopo il telegiornale e anche durante Ring dalle 21:15 e poi come sempre durante la trasmissione di Ferdinando Avarino vi daremo l'esito di questo sondaggio. Dicevo, ne parleremo fra poco, prima però c'è un'ampia pagina di cronaca a partire dagli sviluppi della tragedia di Porcellengo di Paese. Sarà effettuata a metà settimana l'autopsia sul bimbo di nemmeno 1 anno morto venerdì scorso all'asilo nido. Nel registro degli indagati a loro garanzia sono state iscritte le 3 maestre presenti nella struttura. Non puntiamo il dito contro nessuno, dicono i genitori, ma vogliamo la verità. La frase è stata: noi vogliamo la verità, sapere cosa è successo. Quindi dopo si vedrà che cosa sarà accaduto, cosa meno, non importa, sapere quello che è avvenuto, quindi la verità. L'avvocato Giorgia Canal ha incontrato i genitori del piccolo Alessandro Izzi. Nella mattinata Kevin e Laura sono ancora sotto shock e per questo seguiti dagli specialisti dell'ULSS 2. Da venerdì pomeriggio, da quando il bimbo è stato ritrovato morto all'asilo nido di Porcellengo, durante il riposino pomeridiano su di loro è calato il gelo, un dolore profondo e tanti interrogativi. Nei genitori né la sottoscritta puntiamo il dito contro nessuno, questo deve essere un principio base e fondamentale. Giustamente i genitori vogliono sapere che cosa è avvenuto a un bambino che è stato portato alla mattina sano, in regola, a una scuola all'asilo nido e che poi non è più tornato a casa. Quindi mi sembrano anche delle risposte legittime che si debbano dare a dei genitori. Sì, il bambino era sano. Il venerdì mattina è stato portato a scuola, era tranquillo, tutto regolare e quindi per questo vogliamo sapere qual è la verità. E per arrivare a questa verità la procura ha disposto l'autopsia. Il conferimento dell'incarico avverrà giovedì mattina. Lo stesso anatomopatologo Alberto Furlanetto ha chiesto di essere affiancato da uno specialista dell'età pediatrica. Spesso in questi giorni si è parlato di morte bianca, la sindrome della morte in culla che colpisce i lattanti sotto l'anno di vita. È il momento delle ipotesi. Nessuno di noi ha certezze, non possiamo avere certezze, sicuramente l'autopsia viene disposta proprio per poter avere delle risposte e quindi delle ipotetiche
certezze, perché non abbiamo mai la certezza di nulla. Ma il fronte delle indagini è duplice. La stessa Procura della Repubblica, guidata da Marco Martani, conferma l'iscrizione nel registro degli indagati delle 3 maestre presenti all'interno della struttura al momento del dramma, 2 educatrici oltre alla responsabile. Si tratta, spiegano da Palazzo di Giustizia, di un atto anche a loro garanzia. Sotto sequestro sono finiti la culla, lenzuola e cuscini, sigillata la stanza. Bisogna capire se il piccolo sia stato sorvegliato con tutte le cure del caso. Come abbiamo detto all'inizio, non puntiamo il dito contro nessuno, ma perché non abbiamo elementi. Qualora ne sorgessero, allora sarà diverso, ognuno risponderà delle proprie responsabilità, ma se non dovessero essercene, ovviamente. Quindi siamo veramente in una fase delicata, anche nell'ottica di attendere quelli che possono essere i risultati dell'autopsia. E sempre l'anatomopatologo Alberto Furlanetto ha eseguito nel pomeriggio di oggi l'autopsia sul corpo di Manuela Bittante. Lo ricorderete, la 77enne accoltellata domenica 24 settembre nella sua casa di Maser e per la cui morte si trova in carcere il marito Sergio De Zen di 74 anni. L'esame ha confermato quanto emerso inizialmente, ovvero che la vittima è stata raggiunta da un unico fendente alla torace che ha lesionato diversi vasi sanguigni che hanno determinato poi una emorragia interna. L'anziana era arrivata in fin di vita al Cafoncello, dove all'alba di lunedì poi è morta. Ancora la cronaca, alle ore contate, il pirata della strada che ieri sera ha investito e ucciso un 57enne marocchino sulla strada provinciale 34 nella zona di Fontigo. Siamo a Sernaglia della Battaglia, senza sosta le indagini dei carabinieri. Si continua a correre in questo tratto di provinciale 34 tra Sernaglia della Battaglia e Vidora, dove caccia il pirata della strada che ha travolto e ucciso un marocchino di 57 anni in tarda serata. Fanane Lacen, un commerciante ambulante, stava rientrando a casa verso Fontigo in sella alla sua bicicletta, mezzo che spesso utilizzava per vendere porta a porta delle scope e materiale domestico. È in questo punto esatto, all'altezza dell'incrocio che porta a Fontane Bianche, che il 57enne viene ritrovato riverso a terra da alcuni automobilisti che lanciano l'allarme. Gli operatori del SUEM, una volta sul posto, non possono che constatarne il decesso, con la pista di un pirata della strada che prende corpo man mano che passano i minuti, benché non ci siano testimoni diretti. L'uomo ha delle lesioni gravissime sul capo, compatibili con un impatto di origine violenta. La strada è poco illuminata e in quel tratto non ci sono telecamere, ma i carabinieri si mettono subito al lavoro. Il pirata potrebbe avere le ore contate. Occhi elettronici sono puntati in altri punti nevralgici della provinciale 34 e forse qualche pezzo di auto sospetto è stato recuperato. A Fontigo, Fanane era un volto noto. Sì, l'ho visto in piazza delle volte. Sì, sigarette e basta. E che tipo era? Tranquillo, parlava poco. Può darsi che non avesse le luci, scuro, sa com'è. È facile. Ma sicuramente, cioè qualcuno che l'ha preso sotto e dopo è scappato, cioè non c'è un'altra spiegazione. A proposito di insicurezza stradale, saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 15:30 a Silea i funerali di Giovanni Marino, il 22enne morto venerdì dopo 5 giorni di agonia. La domenica precedente in sella la sua moto era rimasto coinvolto insieme a 2 auto nell'ennesimo drammatico incidente lungo la Treviso Mare nel tratto tra Roncade e Meolo. Nell'epigrafe per annunciare la sua scomparsa, la famiglia ha scelto di scrivere: di Giovanni ha realizzato il suo dono d'amore, perché il ragazzo che studiava scienze infermieristiche e da poco aveva superato il test di ingresso a medicina ha donato gli organi, salvando così altre vite. Il ragazzo, che era anche animatore in parrocchia, lascia i genitori Maria Grazia e Davide, i fratelli Enrico ed Elena e la fidanzata Elisa. E non ce l'ha fatta neanche Sonia Comin, la parrucchiera 51enne che era stata colpita da un malore sabato 23 settembre. La donna, molto conosciuta a Marino di Piave, è morta ieri all'ospedale Cafoncello. Quel giorno la donna era appena arrivata nel suo salone, che dista pochi metri dal centro del paese, quando era improvvisamente crollata a terra sotto gli occhi degli avventori e anche della mamma, che ha chiamato subito i soccorsi. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi ed è appunto morta ieri purtroppo all'ospedale. Lascia il marito Loris e i figli Sara e Michael, con i quali viveva a Collo Umberto, oltre ovviamente ai genitori. I funerali giovedì 5 ottobre alle 15:30 nella chiesa di Marino di Piave. Lasciamo
Per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco, ma adesso andiamo a Susegana e parliamo di Electrolux, infortunata e poi sanzionata, sorpresa amara per una operaia dello stabilimento di Susegana che dopo l'incidente sul lavoro si è vista decurtare lo stipendio. Appresa la notizia, i colleghi hanno bloccato la produzione con un corteo. Si ritiri la sanzione, dicono, è un pericoloso precedente. L'azienda gli ha dato una sanzione, tolto i soldi dalla busta paga perché accusandola di essersi infortunata e quindi dandogli la colpa dell'infortunio, cosa che non ho memoria che sia mai successa in questi termini e che ha fatto sì che la reazione prima della RSU e poi dell'insieme ai lavoratori in assemblea sia stata quella di una protesta dura. Corteo interno e sciopero di un'ora. Il segnale dei lavoratori Electrolux con destinatari vertici aziendali è stato immediato. L'episodio per il quale è scattata la protesta risale a qualche settimana fa, a fine agosto, quando un'operaia che stava movimentando un transpallet rimane incastrata con il piede, provocandosi una grave frattura. Una manovra errata per l'azienda che ha optato per la sanzione, decurtando lo stipendio di circa 30 euro. Di frenesia in fabbrica e ritmi serrati parlano le RSU. La donna, dicono, non aveva alternative, ma al di là del caso specifico, il timore è che si crei un pericoloso precedente. Abbiamo fatto un corteo interno alla fabbrica, siamo passati anche per gli uffici in modo da spiegare alla direzione che noi questa cosa non l'accettiamo e che andremo anche avanti. Abbiamo anche chiesto esplicitamente alla direzione di togliere la sanzione. Siamo passati anche nella fabbrica nuova sollecitando anche i lavoratori a seguirci, anche quelli che erano rimasti a lavorare. La lotta non finisce qua. Oggi tocca a un'altra collega, domani può essere uno di noi, che è una cosa che dobbiamo sempre essere uniti per combattere queste cose che non avvengono più, perché noi penso che a parte dei dirigenti dell'azienda siamo anche importanti nella fabbrica dove lavoriamo. Parliamo di smog adesso, di allerta per lo smog e le polveri sottili. Da ieri è in vigore, come sappiamo, l'ordinanza per contenerlo a Treviso, anche se per ora le temperature estive favoriscono una buona qualità dell'aria. È stato deciso il calendario delle giornate ecologiche, 15 ottobre, 5 novembre, 26 dicembre, con divieto di circolazione dalle 9 alle 18 per tutti i veicoli a motore nella zona dentro mura, nelle 3 giornate delle domeniche ecologiche, ripeto, il 15 ottobre, 5 novembre e 26 dicembre. Dicevamo, temperature adesso estive che favoriscono una buona qualità dell'aria, ma c'è un'indagine del Sole 24 Ore pubblicata oggi che pesa come un macigno, non solo su Treviso ma su tutta la Marca. Un'indagine che dice che il 73% degli italiani in generale respira aria inquinata e la Marca è nona in Italia tra le province più inquinate. C'è un monitoraggio importante su quello che è l'effetto del 110%, cioè tutte queste abitazioni vecchie, diciamo, datate, in cui è stato fatto un certo tipo di lavoro di isolamento termico, vediamo quale sarà la risposta dal punto di vista di inquinamento. Inquinamento dell'aria. A Treviso, come nel resto del Veneto, sono scattate le limitazioni anti-smog al traffico in vista di un autunno-inverno in cui ci si attende dei risultati anche dallo svecchiamento degli impianti di riscaldamento messo in atto in case indipendenti e condomini grazie alle agevolazioni statali. Come sempre la polizia locale cerca di fare anche una certa informazione ai cittadini, perché sì, certo noi l'abbiamo comunicato, però magari non tutti sono stati così attenti e cerchiamo almeno nei primi giorni di fare più un effetto comunicativo. Le temperature ben più alte delle medie stagionali stanno prolungando l'estate anche dal punto di vista della qualità dell'aria, ma la situazione nella Marca rimane seria. Il quotidiano Sole 24 Ore pubblica una classifica che vede la provincia di Treviso nona in Italia nel 2023 per sforamenti della soglia limite di particolato fine, le cosiddette PM2,5, e peggio ancora fanno Padova, Vicenza e Verona. Eppure, dice il vice sindaco di Treviso Manera, sul lungo periodo si conta di invertire il trend. Negli ultimi anni è vero che abbiamo tanti più sforamenti del PM10 in alcune giornate, ma la media annuale si sta abbassando anno dopo anno. Questo per due motivi. Primo, perché soprattutto i riscaldamenti domestici ormai tutti prendono caldaia a condensazione, ma anche perché c'è una rottamazione chiaramente generale delle macchine e man mano la cambi, prendi una macchina più nuova. E da dire anche che i cittadini onestamente assumono dei comportamenti molto più rispettosi.
Verde, arancio, rosso rimangono 3 gli stati di allerta, ordinanza antismog in vigore fino al 30 aprile con pausa dal 17 dicembre all'8 gennaio e in caso di picchi di inquinamento stop fino agli Euro 5. Intanto però ben vengano i comportamenti virtuosi, a cominciare dalla mobilità green. Visto che domenica prossima cominciano le fiere di San Luca, che da noi sono un'attrattiva importante, se il tempo tiene, di attrezzarsi in bicicletta, che anche con i bambini fa bene fare una sgambata. Dall'allarme smog all'allarme dei rincari e da ieri, come sapete, è iniziato il cosiddetto trimestre contro l'inflazione, i prezzi scontati o bloccati nei supermercati che hanno aderito all'iniziativa del governo. Tra ieri e oggi non è mancata la confusione tra i clienti. Sentiamo le parole di Francesca Bozza. Da ieri nei supermercati aperti anche di domenica e oggi in tutti i punti vendita che aderiscono all'iniziativa del governo trimestre anti-inflazione, tra gli scaffali appaiono questi cartellini ad indicare i prodotti i cui prezzi sono ribassati o bloccati per 3 mesi appunto, nonostante i rincari. Una misura voluta dall'esecutivo per aiutare le famiglie in un momento in cui il carrello della spesa è sempre più caro. Questo è l'elenco di market e farmacie aderenti, consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domenica, primo giorno effettivo, è stata una giornata impegnativa. Molti clienti non avevano le giuste informazioni e si aspettavano lo sconto del 10% sull'intera spesa. Abbiamo passato il tempo a spiegare loro come funziona, ci racconta la dipendente di un supermercato. Ma i trevigiani che sono andati a fare la spesa in queste ore hanno visto da vicino l'iniziativa attraverso i cartellini inseriti tra le corsie e c'è chi scopre lo sconto guardando lo scontrino all'uscita dal centro commerciale. Ha avuto un risparmio? Penso di sì. Sì. Lo sapeva di questa iniziativa del 3 mesi? Sì, l'avevo sentito. C'erano un po' di sconti oggi. E ho visto i prezzi ribassati, sì. Ben venga, visto quanto costa fare la spesa oggi. Visto il periodo, ben venga sempre. Ho visto che erano parecchi, infatti ne ho approfittato. Deve rinunciare a qualcosa ultimamente per riuscire a quadrare i bilanci? Senz'altro sì, non si può mantenere il ritmo precedente, bisogna cambiare passo. Visto sconti? Sì, all'emisfero del supermercato. Conviene, è una cosa buona? Sì, conviene. Perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, dipende poi ovviamente i posti. Sarebbe utile, così vanno incontro anche le famiglie più bisognose. Direi. Perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, decisamente di più. Torniamo alla cronaca, i lupi in Cansiglio non sono una novità, continuano gli avvistamenti anche che creano un po' di panico e poi ci sono gli effetti come questo che vediamo in questo video di un asino che è stato trovato questa mattina sbranato da un lupo sul Cansiglio, quindi il passaggio degli animali con gli effetti sulle bestie, insomma gli allevamenti anche della zona del Cansiglio, in questo caso appunto un asino che è stato sbranato dal lupo nell'area del Cansiglio. Come dicevamo non sono pochi gli avvistamenti anche recenti di questi animali nelle nostre zone. Dall'asino sbranato sul Cansiglio andiamo invece adesso a Col San Martino di Farra di Soligo con vandali in azione ieri sera. 4 le vetture nel mirino erano parcheggiate in via Giarrentine a Col San Martino di Farra e sono state rigate con qualcosa di appuntito, probabilmente una chiave o qualcosa di appuntito. Dicevamo 4 le vetture, una Nissan, una Opel Meriva, una Ford e una Dacia. Una brutta sorpresa dunque per chi si è trovato poi questa mattina le auto vandalizzate. Ci sono le indagini dei carabinieri di Vittorio Veneto in corso per risalire appunto a questi atti vandalici. Adesso invece andiamo velocemente in pubblicità. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso con un doveroso augurio a tutti i nonni. Oggi è la festa dei nonni, figure fondamentali davvero per le nostre famiglie e tanto fondamentali che il consultorio per la famiglia di Treviso dedica da anni un percorso di formazione ai nonni. Festa dei nonni e festa degli angeli, 2 ricorrenze accomunate non solo dalla stessa data, il 2 ottobre. I nonni sono un po' gli angeli delle famiglie, sono quella presenza continua che dà garanzie, che è gratuita, nel senso che non attende niente dai più piccoli, perché tante volte anche gli adulti hanno delle aspettative, delle richieste sui figli che i nonni invece
non hanno con sé. Affiancare i genitori nell'organizzazione dei bambini, educare, tramandare tradizioni, i nonni portano con sé un bagaglio fondamentale, anche se capita a volte di darlo per scontato. Quando incontriamo dei genitori che hanno i nonni lontani o che hanno perduto i nonni, fanno sempre questa sottolineatura. Beati voi che avete i nonni, che danno una mano, sono presenti, danno delle sicurezze anche nell'incertezza della vita, e allora questo aiuta anche le famiglie che hanno i nonni, che delle volte li danno per scontati, a riconoscere questo valore straordinario. Un valore straordinario al punto che il consultorio Centro per la Famiglia di Treviso ha avviato da 6 anni un percorso di incontri sulla nonnitudine per aiutare chi nonno già lo è o lo sta per diventare a ricoprire questo ruolo così importante. I tempi stanno cambiando, i linguaggi cambiano, e ci troviamo nonni che devono cominciare a parlare con i nipoti di social, di profili Facebook, Instagram, ma anche tornare a questioni più preziose che sono la dignità della persona, la storia di un territorio, la storia di una comunità. Abbiamo nonni di 55 anni e nonni di 75 anni. E quindi ci sono dinamiche differenti, nonni che lavorano, nonni che sono in pensione, vogliono trovare il modo giusto ed equilibrato per essere a fianco delle nuove famiglie. Adesso torniamo a parlare delle tante iniziative in occasione della peregrinazio delle spoglie mortali di Papa Pio X verso Riese, un Pio X che è sbarcato al Treviso Comic Book Festival perché la vita di Papa Sarto è diventata un fumetto. La vita di Pio X si presta molto bene per un fumetto, ecco. 44 pagine per raccontare in modo diverso e innovativo la vita di Papa Pio X, un uomo che dalla campagna veneta è arrivato fino al soglio pontificio, un fumetto che arriva in occasione della peregrinazio del santo e del 120° anniversario dalla sua elezione a pontefice. Abbiamo preso spunto per raccontare in modo un po' pop, diciamo così, la vita di Pio X. Ecco, partiamo sostanzialmente da un evento abbastanza fortuito per un Papa, non vogliamo rivelare un po' la trama, però possiamo accennarlo, un evento un po' fortuito per un Papa, dove lui in prima persona racconterà la propria vita. Ovviamente poi questo avrà un epilogo con la morte e poi anche con la sua proclamazione a santo. Nonostante vi siano numerosi documenti che ripercorrono la vita di Papa Sarto, non risultano esserci tra questi fumetti. Un'esperienza nuova anche per chi ha disegnato e colorato le illustrazioni. La cosa più difficile è stato ambientare un fumetto in un'epoca, appunto, nei primi anni del 1900, per cui bisogna stare attenti a non disegnare cose che non c'erano all'epoca, ecco, questo più che altro, e poi tante scene di interno e di dialogo. Il fumetto Papa Pio X, un Papa di campagna, è stato presentato nell'ambito del Treviso Comic Book Festival. Per raccontare questa grande figura a una fascia d'età un po' più giovane, un linguaggio magari più adatto ad arrivare ai ragazzi, ai giovani, coinvolgendo questo grande festival di Treviso, il Treviso Comic Book Festival. E continuano le iniziative, anche domani sera ve le racconteremo, che portano poi il 6 pomeriggio, venerdì 6, all'arrivo dell'urna a Treviso, poi sabato vi racconteremo in diretta a partire dalle 10:30 tutte le emozioni della messa in Duomo e poi l'arrivo nel pomeriggio delle spoglie di Pio X nella sua Riese. Insomma, nei prossimi giorni vi racconteremo e vi spiegheremo bene come seguiremo in diretta questo grande evento. Si è conclusa la 2 giorni di sport senza barriere all'ippodromo di Treviso. Positivo il bilancio di questa seconda edizione, che ha trovato nello spazio di Sant'Artemio uno sfondo ideale. Davvero? Ha vinto? Che gioia! Le corse al trotto gentleman nella prima giornata, il Gran Premio Città di Treviso nella seconda. I cavalli, lo sport, l'inclusività. L'ippodromo di Treviso ha fatto da sfondo ideale a Sport senza barriere, la manifestazione che ha avuto come motore Mirella Tuzzato, dimostrando di essere un contenitore accogliente per la cittadinanza, con un'attenzione particolare alle necessità dei più fragili. Estremamente positivo il bilancio della 2 giorni di iniziative.
Sono molto felice di vedere questa affluenza di pubblico che ha bisogno di essere capita, incoraggiata e amata. Non solo i cavalli, ma anche tutto il contorno, fortunati e non fortunati. Io ho visto bambini felici, anche adulti che provano a fare tutti questi sport, e quindi mi riempie di gioia e mi consola per la perdita di tante altre cose. È un'occasione per coniugare lo sport, diciamo, agonistico, le competizioni di trotto, le corse di trotto, con una parte invece di promozione che invita i ragazzi e le ragazze, le famiglie a portare i figli e le figlie a fare sport. Un fattore di inclusione deve essere alla base di qualsiasi attività, specialmente quella sportiva. 2 giorni di grande affluenza, un successo da replicare nel tempo. Parlare di inclusione e fare l'inclusione non è scontato ed è meraviglioso, per cui io mi auguro davvero che il prossimo anno ci si riveda ancora qui, ancora più numerosi e sempre con questo spirito. E ieri la Prosecco Cycling ha brindato i suoi primi 20 anni, celebrati tra le colline patrimonio dell'UNESCO e volti noti del ciclismo mondiale. 2500 ciclisti da tutto il mondo si sono radunati tra Conegliano e Valdobbiadene per partecipare alla Prosecco Cycling, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, in questa occasione reso ancora più prestigioso per il traguardo raggiunto. 20 anni di brindisi e pedalate tra i paesaggi delle colline patrimonio dell'UNESCO. È questo evento infatti che ha portato alla scoperta e promozione della marca nel mondo, con un percorso di circa 100 km che attraversa 13 dei 15 comuni della DOCG. Presenti alla linea di partenza volti noti del ciclismo mondiale, come il canadese Neil McKinnon, fondatore di RBC Gran Fondo Whistler, il manager britannico Mike Ramsayer e Claudio Chiappucci, vincitore della Milano-Sanremo 1991. Non si tratta però di una competizione vera e propria. I partecipanti non indossano un numero ed è consentito correre anche con una bici a pedalata assistita, perché l'obiettivo non è vincere ma godersi il paesaggio. Non è un caso infatti che tra le tappe del percorso ci fosse anche il muro di Cadelpoggio. Ultimo appuntamento in programma, il Tiramisù Taste Event a Villa dei Cedri, dove sono stati invitati tutti i partecipanti ad assaggiare i prodotti del territorio in compagnia del brindisi di chiusura di questa edizione. E adesso andiamo nel Bellunese. C'è la cronaca, in primo piano allineava le vertebre con la sua energia, ma non pagava le imposte. Un operatore olistico bellunese di 68 anni con studio a Trichiana, scovato dalle fiamme gialle di Belluno. Prometteva ai suoi clienti di allineare le loro vertebre senza manipolazione, ma solo con l'imposizione delle mani, e magari in certi casi ha pure funzionato. Peccato che il corrispettivo delle sue prestazioni, 130 euro a seduta, non fosse accompagnato da un documento fiscale, né scontrino né fattura. È così che Manlio Cortina, 68 anni con studio nel proprio domicilio a Trichiana in via Padre Marco Daviano, è finito nel mirino delle fiamme gialle di Belluno. Abbiamo calcolato che circa 3.500 clienti sparsi un po' in tutta la provincia nel giro di 7 anni, quindi diciamo che era riuscito ad avere una certa fama. Una certa fama tra i clienti, ma soggetto completamente sconosciuto al fisco. Un evasore totale in piena regola, visto che a suo nome il centralone, consultato dai finanzieri del comando di via Mezzaterra, non ha restituito tracce di dichiarazioni dei redditi ai fini IVA. Una evasione accertata di quasi $500 000. Abbiamo ricostruito attraverso la disamina delle agendine, block notice che abbiamo rinvenuto nel suo studio, e siamo riusciti a risalire a quella cifra non dichiarata nel corso di 7 anni. D'altronde lui riceveva tutti i soldi in contanti, quindi non aveva neanche dei conti correnti. Un giro d'affari supportato da un considerevole passaparola dalla pubblicazione di video e post sulle piattaforme digitali. 3.500 clienti da tutto il Veneto, con una concentrazione particolare nelle province di Belluno, Treviso e Padova. A far scattare la verifica della Guardia di Finanza la richiesta di informazioni al 117. Noi invitiamo sempre la cittadinanza a telefonare appunto al nostro numero di pubblica utilità 117. C'è sempre il nostro operatore in sala operativa H24 che saprà rispondere ad ogni informazione e ogni domanda. Il nome di Manlio Cortina era finito recentemente alla ribalta della cronaca giudiziaria per il caso del pediatra e infettivologo Gian Giacomo Nicolini, diffamato e minacciato su Facebook da utenti Novax. L'operatore olistico di Trichiana
Chiana è indagato per diffamazione aggravata assieme ad altri 9 internauti, uno dei quali deve rispondere anche di minaccia. Verso i 60 anni della Vajont, verso quel 9 ottobre che Antena 3 racconterà in diretta, ve lo racconteremo nei prossimi giorni. Ebbene, ieri allo Stadio Friuli di Udine un pomeriggio davvero ricco di emozioni che resterà scolpito nella storia delle commemorazioni. In occasione infatti della sfida tra Udinese e Genoa, pochi minuti prima l'Udinese Genoa di Serie A, si è svolta la toccante cerimonia per commemorare le vittime del Vajont e in particolare il ricordo dei 7 giocatori del Longarone Calcio che persero la vita nell'immane tragedia. Il lungo e commovente applauso dei circa 20.000 al Friuli mentre sul maxi schermo scorrono le immagini simbolo del disastro del Vajont. Mancano una manciata di minuti al fischio di inizio del match di Serie A Udinese e Genoa. La Lega Calcio della massima serie ha accolto la proposta di commemorare le vittime del Vajont. Una breve cerimonia. Al centrocampo ci sono tra gli altri Franco De Biasio, superstite del Longarone Calcio, e gli ex giocatori del Roncade San Biagio, l'ultima squadra che l'affrontò prima del 9 ottobre 1963. Ero un giocatore del Longarone. La notte del 9 ottobre 1963, 7 miei compagni di squadra persero la vita. Un silenzio irreale scandisce le parole della lettera di De Biasio. Se n'è andato un pezzo del nostro cuore, vogliamo ricordare i nostri compagni che non ci sono più, con la consapevolezza che disastri del genere non dovranno più accadere. L'abbraccio con Raimondo Giuriato e Franco Fattori restituisce allo Stadio Friuli un'emozione che resterà nella storia delle commemorazioni del Vajont. Con il sindaco di Longarone Roberto Padrin, il presidente della Fondazione Vajont Zandomenico e della FIGC di Belluno Zanin, il consigliere comunale di Artocasso Antonio De Filippo e Nicolas Manarin, assessore del comune di Vajont. Lo sport può fare memoria e questa è un'occasione straordinaria. Oggi ricordiamo 1910 vittime innocenti che persero la vita in quella notte del 9 ottobre 1963. Io vi ringrazio di cuore di questa partecipazione e di questa grande opportunità. Lo sport fa memoria e oggi lo fa in maniera straordinaria. Allo Stadio Friuli di Udine, allo Stadio Comunale a Belluno, con la 24 ore di San Martino il 14 e 15 di ottobre. La corsa a staffetta 24 per un'ora ciascuno, che è l'evento della tradizione bellunese. Quest'anno sarà una 24 ore senza la voce simbolo di Giovanni Viel, scomparso lo scorso febbraio, cui l'edizione sarà dedicata. Per più di 40 anni, dalla fine degli anni 70 in poi, la voce di Giovanni Viel è stata la cifra identificativa della 24 ore di San Martino, forte, sicura, ricca di aneddoti per ognuno dei concorrenti in gara, dal più famoso al neofita, a macinare il maggior numero di chilometri possibili sul tartan del polisportivo. La 49esima edizione della maratona, il 14 e 15 ottobre prossimi, sarà orfana del numero 1, ma la memoria di Giovanni Viel sarà onorata dagli organizzatori e dal comune di Belluno con una targa e un premio a un giovane atleta emergente dello sci di fondo. L'enciclopedia dello sport bellunese che ci ha seguito per tantissimi anni. Ci mancherà un pezzettino di 24 ore sicuramente quest'anno. Giovanni Viel, amico dello sport bellunese ma anche dello sport italiano, ha accompagnato con la sua voce tantissimi successi degli sportivi anche locali. L'anno scorso ci aveva dato il grande onore di inaugurare la pista azzurra e quindi abbiamo proprio in cuore di commemorarlo con questa targa. Alla città e agli sportivi il ricordo di un professionista e collega raro che da quest'anno sarà sostituito nel ruolo di speaker ufficiale della manifestazione da Luca Cranner Sovilla. 32 le squadre, alcune nuove, l'esordio di una mini gara di 6 ore per ultramaratoneti e la 24 ore giovani, il tutto condito come sempre dalla solidarietà che è da sempre il motore dell'evento. Il muro da battere resta quello dei quasi 20 chilometri percorsi in pista nel 2019. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato.
a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. È ancora l'anticiclone a dominare lo scenario meteorologico. Bel tempo dunque e caldo estivo fuori stagione. Vediamo il dettaglio di martedì 3 ottobre. Sul Veneto non si escludono iniziali foschie e nubi basse in qualche fondovalle e localmente in pianura, ma in successivo dissolvimento. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 10 e 18 gradi, massime comprese tra 25 e 29 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in genere sereno o poco nuvoloso. In montagna qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato al mattino ma con qualche annuvolamento irregolare a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,